Il risultato finale di Città di Marsala contro Palermo Futsal Club è di 2-5. Siamo qui con Giovanni San Martino, lo salutiamo, uno dei protagonisti di questa partita. Ciao. Allora, partiamo subito dalla decisione di schierarti dal primo minuto, l'infortunio di Raccampo, hai avuto questa chance, insomma, credo che te la sei giocata alla grande. Sì, diciamo ero abbastanza teso all'inizio perché comunque era una partita importantissima. All'inizio della partita eravamo secondi in classifica, quindi era fondamentale portare il risultato a casa e ci siamo riusciti. Ti chiedo cosa hai pensato all'istante in cui mister Gentili ti ha detto Giovanni adesso tocca a te. Allora, in realtà più che altro lo so pensato quando Agostino si è fatto male. Innanzitutto gli auguro una buona ripresa il più velocemente possibile. Diciamo all'inizio un po' di paura è normale che ci sia stata, ma alla fine diciamo l'adrenalina è entrata in circolo e diciamo sono riuscito a giocare discretamente. I veterani come la Fiura, Chinnici, Fiorentino, ti hanno detto qualcosa magari prima di iniziare? Sì, mi hanno dimostrato tutti vicinanza anche fino ad ora. No, è un grandissimo gruppo, una bellissima squadra, mi hanno incoraggiato e tranquillizzato tutti. Adesso invece parliamo un po' del campionato, perché l'Altofonte questo pomeriggio ha perso nella sfida contro le Pioppo, e invece il Pioppo continua invece a vincere, così come il Palermo Futsal Club. Insomma, è una sfida un po' a due per questo campionato. Sì, diciamo, in realtà è un bellissimo campionato, diciamo, fino all'ultimo solo un punto di distacco, è veramente un gran bel campionato. Ce lo stiamo giocando abbastanza bene e speriamo di continuare così. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro Dorotoro San Vincenzo, dei coetanei tuoi praticamente, perché sono molto molto giovani, molto agguerriti, che giocano un gran bel calcio. Che partita sarà? Sarà una bellissima partita, è una squadra appunto giovane, molto veloce, quindi diciamo ci dovremo dare da fare.